indirizzato alle biblioteche, chi invece ha il compito di fare attività di orientamento allo studio, chi ancora viene indirizzato ad aiutare i colleghi disabili prendendo appunti per loro. Sono queste solo alcune delle opportunità legate al bando per le collaborazioni studentesche all'Università di Cagliari. Sino al 27 gennaio gli iscritti dal secondo anno in poi, regolari negli studi e meritevoli nella carriera, possono candidarsi a uno dei posti messi in palio dall'Ateneo per svolgere un'attività nelle strutture universitarie. Un'esperienza di crescita e partecipazione che consente di avviarsi al lavoro mentre ancora si studia, ma anche un modo come un altro per sostenere il diritto allo studio grazie al piccolo rimborso per le prestazioni fornite per un massimo di 200 ore. Una misura che esiste in bilancio da 20 anni con un budget variabile a seconda delle richieste e delle reali necessità, ma che anche per il 2017 sta avendo riscontri record a giudicare dal boom di richieste recapitate via internet dopo i primi giorni di pubblicazione sul sito dell'università.